I sindacati hanno denunciato l'inerzia delle istituzioni governative in questa vertenza. Hanno assolutamente ragione. È da tempo che io con il governo interrogo il governo su queste questioni per sbloccare una situazione che deve essere sbloccata al più presto proprio per garantire una prospettiva immediata. Al di là di alcuni consiglieri regionali e comunali, lei è l'unico politico nazionale che è venuto qui. Com'è possibile che si lasci morire un'azienda che è anche in grossa salute? Guardi, io sono venuto qui parecchie volte ed è da tempo che chiedo di dare una prospettiva Superjet. Sì, purtroppo nell'assenza di un impegno che dovrebbe essere un impegno di tutti, innanzitutto del governo nazionale e di chi a livello locale è amico del governo nazionale. Oggi ne è venuto fuori un impegno, i sindacati, le forze politiche, le istituzioni, Confindustria lavoreranno per sbloccare la situazione. Lo faranno sulla strada che ho indicato da tempo. Io ci sono perché credo fortemente in questa prospettiva e soprattutto per il destino di lavoratori e lavoratrici che non possono rimanere a casa senza che gli venga data una spiegazione, peraltro in una realtà che ha un mercato e che quindi potrebbe funzionare.